Bene, bene Italia, siamo ancora vivi, non incarcerati e stiamo partendo da Nice. Adesso un po' di centro purtroppo bisogna farlo e dopo basta, insomma si va via. Che giornatone, è praticamente estate. L'unica cosa, sì, cosa mi piacerebbe tanto, che adesso per andare in Macedonia non ci fossero salite impegnative. Per carità, abbiamo buttato un diesel, da loro è tutto diesel super, verde super, diesel super. Ho detto cazzo, all'inizio avevo anche un po' paura, ho detto ma sto buttando diesel o super, poi c'è scritto super dappertutto, ho detto vabbè sarà il loro modo commerciale di dire questo è gasolio, questa è benzina. Mi sembra che vada molto molto bene, sa che spinge forte veramente, però se si evitano comunque le strade ripide meglio. Ho avuto un attimo quella piccola sensazione di essere in contromano. In realtà sia questa a sinistra che quella a destra è una strada sia a doppia corsia ma a doppio senso di marcia. Sì, è vero che ho macchine dietro oltre a Giovanni, però insomma vedere tutte queste macchine che vengono avanti e di là solo che vanno avanti, insomma è strano, no? Ciao Fuffetto, vedi è pieno di fuffi abbandonati e noi adesso gli diamo una sottiletta. Guarda Fuffi, Fuffi guarda, no Giovanni che brutto e cattivo, che buona! Non hai mai mangiato te una roba così? Ah, buona? No, col cazzo vieni a casa con me. Gentile, c'era la guardia, no, della fabbrica e gli abbiamo chiesto se potevamo fermarci 2 minuti, no, a prendere il caffè e ci ha detto ma state scherzando? Cioè ovviamente sì, certo, dopo è venuto là a chiacchierare e tutto quanto. Simpatico, simpatico, lui era stato a Monza a vedere il MotoGP. Appunti, tanta gente va via in scooter e in motorino senza casco, indipendentemente dall'età. Curati la Renault 5 e la Corrieretta d'epoca davanti. Cioè qua se vuoi vedere roba anni 70 così, vieni qua, ma la trovi in strada proprio. Dobbiamo proprio pinciarcele ste collinone. Porco cane, dai, anche no. Seppur stiamo andando molto piano, diciamo che la media è dei 60-62 all'ora, e abbiamo fatto anche tante soste, tante fermate. Il viaggio sta proseguendo comunque molto bene, cioè molto veloce, molto liscio, perché le strade effettivamente sono quasi tutte così, cioè infinite, lunghe, tranquille, bello. Sì, ma Italia che non è questi panorami, sti colori, la strada liscia, curve dolcissime, sì. Stiamo andando un po' avanti e indietro perché c'erano dei lavori in corso, la strada che dovevamo prendere era chiusa e un vecchietto molto gentile che ci ha fermato, ci ha dato indicazioni ma in tedesco, quindi speriamo bene, dai che questi salutano. Ciao capo! Porca troia, hai visto, sono tutti simpatici qua, forte perché la gente del posto senza neanche che gli chiedi niente ti vede, ti fa i gesti, ti dice dove andare. E quelli sì che qua vedere un camper non lo so, fa strano. C'era della gente ferma che ci ha fatto i segni di passare, no? per dirci, no, se c'erano macchine o no che arrivavano, numeri 1, e tutti che salutano. Ragazzo, sì lo so, è scuro, ma guarda, sono in mezzo alle Colinaus, buono. Tacci che c'è sta strada abbastanza scorrevole. Yeah, siamo completamente in mezzo alle foreste, cioè qua quando verrà buio sarà proprio pesto qua, non c'è una luce, niente, solo le macchine. Qua almeno una collina, una montagna ce la evitiamo, però bisogna stare attenti sempre alle buche, ragazzo. Porca miseria, c'è un mega incendio a sinistra, adesso vediamo se ci si passa o se bisogna fare deviazioni, fa vedere, no, in teoria la strada ci passa. Porco cane, guarda che roba, riesci a vedere? Guarda, boia, perché adesso chiameranno qualcuno, quelli del luogo qua, perché noi si chiamiamo, che cazzo diciamo che non capiamo niente. Minchia, mai visto un incendio in vita mia, guarda, che roba. Chissà che cazzo ha preso fuoco, boh, sono cannetti, alberi, wow, cazzo, quanti, ha preso tutto il bosco. Dove siamo? Niente, in mezzo a ste stradine perse nel nulla più totale. Tazzi che adesso si fa liscia perché prima era tutta una buca, la potevi fare massimo i 40 all'ora, con i fari alti.
Il punto è che per colpa di quella deviazione adesso siamo letteralmente a fianco a quella statale, ma non c'è modo di rientrarci, porca miseriazza. Forse ci mancava solo questa, c'erano i cartelli che dicono che questa è una strada chiusa, ma il navigatore ci sta facendo fare questa, accidenti. Vabbè, all'avventura così, c'è scritto strada chiusa, ma noi proviamo, perché Giovanni vorrebbe fermarsi a dormire qui. Sì, vabbè, ho capito che ci fermiamo a dormire qui. Ok Italia, dai che scendendo a piedi abbiamo trovato come salire, eccolo qua, occhio, adesso noi pieno in questa bella salitina di sassi, facciamo così. Andiamo su di qua, magari con un po' di sgommattamento, no, via, senza sgomattare. Ok, piano qui, 3, 2, 1 e tutta libera, via. Questo sì, sgommattamento pazzesco! Ah, allora aspetta che ti aggiorno, sì, abbiamo fatto una piccola riunione aziendale quando abbiamo trovato il buco per rientrare nella statale qua. E mancherebbero solo 97 km a Skopje in Macedonia, che è una città insomma molto trafficata, quindi io ho detto cazzo, arriviamo di sera tardi, è perfetto, ci becchiamo il parcheggio che vogliamo tranquillamente, senza traffico né niente, altrimenti dovremmo accontentarci, se troviamo, di un parcheggio del cacchio oppure addirittura fuori città. Però Giovanni niente, e quindi vabbè, che te devo dire.